Oggi siete in piazza, è una novità per quanto riguarda Chiavari. Sì, è una novità che ha voluto il CNA nazionale. Vogliamo scendere tra la gente per far conoscere quello che CNA offre agli associati, agli artigiani, a tutte le categorie e anche ai cittadini, perché facciamo anche il sociale come patronati e quant'altro. Che momento sta attraversando l'artigianato? L'artigianato, alcuni settori dell'artigianato vanno molto bene, altri sono in una crisi profonda, penso all'edilizia, penso a tutto l'artigianato, diciamo, storico che va scomparendo, non si trova più un ciabattino, non troviamo più il fabbro, tante cose. C'è bisogno di un sostegno anche da parte delle istituzioni? Sì, le istituzioni già fanno qualcosa a livello di promozione, però forse bisognerebbe agire sulla burocrazia e nei paesi, diciamo, dell'entroterra bisognerebbe che ci fosse un ricambio generazionale più accompagnato, perché uno che deve aprire un negozio che chiude con tutte le normative nuove non ce la fa. In questa giornata in cui CNA è scesa in piazza, l'attenzione viene posta sull'artigianato, ma anche correlato, insomma, ad altre forme dell'economia come quella del turismo. Sì, certo, ma non solo, ce n'è anche molto legata ai cittadini. Infatti noi con questa giornata abbiamo deciso sostanzialmente di, anziché aprire le porte, uscire noi dalle nostre porte per dare un po' un esempio di quello che la nostra associazione fa, che è sicuramente la parte sindacale rispetto all'impresa, che ha bisogno, soprattutto poi trattandosi di piccole, piccolissime microimprese, ha bisogno di grandi tutele, ma la affianchiamo con una serie di servizi dedicati molto specifici e molto professionali, e in questo percorso cerchiamo anche di coinvolgere i cittadini con una serie di servizi ad hoc, a partire da quello del patronato, ne cito uno per tutti, che sono proprio rivolti al cittadino e che molte volte non sa che in noi può trovare determinati punti di appoggio, sempre con un'alta professionalità. Oggi qui abbiamo portato una rappresentanza di imprese del territorio, le trovate anche tutte riunite, e questo, diciamo, ha un significato che vorrebbe dare un segnale sul futuro importante, nel senso che il nostro territorio è ricco di eccellenze molto piccole che spesso non vengono correttamente valorizzate. Noi già a livello nazionale un po' che ci occupiamo di turismo esperienziale, e l'obiettivo è proprio quello di rilanciare i territori portando quei turisti che hanno voglia proprio di vivere un'esperienza sul territorio, prendendo la cultura che sta alla base, ad esempio, dell'enogastronomia, piuttosto che come vengono costruite le attrezzature e la storia che viene raccontata direttamente dalle persone che queste attività le svolgono. Quant'è valorizzato oggi l'artigianato e quant'è invece ritenuto quasi un'attività di nicchia? Beh, qua dobbiamo fare un po' di distinzione tra l'artigianato artistico tradizionale, che sicuramente è di nicchia, e invece le attività più comuni, che sono coinvolte anche in situazioni, diciamo, economiche, ruotano attorno a dei bacini un pochino più ampi. La cosa importante che dobbiamo far comprendere, e che secondo me drammaticamente non è ancora stata compresa fino in fondo, è che il nostro tessuto produttivo, soprattutto in Liguria, è costituito per oltre il 90% da imprese che sono nostri artigiani, quindi molto piccoli, e non tutelare loro significa purtroppo tarpare le ali al decollo dell'economia. E questa è una cosa che ritengo non ci possiamo assolutamente permettere. Ci sono degli incentivi per i giovani che si volessero avvicinare ad un'attività artigianale? Assolutamente sì, direi che è notizia recente che sono ripartiti appunto gli incentivi da pochi giorni, che avevano per un certo periodo di tempo erano stati sospesi, e questa è una cosa molto importante, perché
il futuro dei nostri giovani bisogna che passi un po' anche per questo tipo di esperienze, un po' perché, come ripeto, essendo le nostre imprese piccole non hanno tutta questa propensione o questa possibilità di inserire personale dipendente, e poi perché è corretto che ci sia proprio una crescita personale e professionale dei giovani in questo senso, che deve sicuramente rivolgersi proprio al fare, quindi l'apprendimento di un lavoro, ma puntare proprio sull'esperienza imprenditoriale significa aprire la mente e dare la visione corretta che servirà tantissimo nel prossimo futuro. In occasione della festa in piazza organizzata a Chiavari dalla CNA c'è anche un gruppo di artigiani dell'Associazione Valcanonica. Intanto la vostra associazione chi raggruppa? Allora, Valcanonica raggruppa un buon numero di persone dell'entroterra locale, principalmente centrato sul comune di Ne e quindi la Val Graveglia, ma non esclusivamente, che si occupano a vario titolo di promuovere il territorio, le attività artigianali come questa e in generale anche la conoscenza delle tipicità locali. Questo per aumentare in qualche modo la conoscenza interna ed esterna di quello che di prezioso è presente sul nostro territorio. Quali sono le tipicità artigianali che vengono proposte? Allora, ce ne sono diverse, quelle che vediamo qua principalmente sono la realizzazione del testo per il famoso testaio locale, che è un po' una tipicità e un orgoglio, e poi qui il lavoro sul il feltro che vedete, dove vengono realizzati piccoli oggetti decorativi con tecniche tradizionali, quindi ancora molta manualità e un tipico sapore d'altri tempi, quindi anche dei simpatici oggetti regalo, ma anche decorazioni casalenghe. Mantenere vive queste tradizioni significa anche mantenere vive un territorio, una vallata. Certo, ci sono due aspetti fondamentali. Il primo è sicuramente riuscire a valorizzare queste attività perché sono fondamentali e strategiche come strumento attrattivo, quindi in qualche modo riuscire a far comprendere come anche i territori decentralizzati hanno molto da fornire al turista, soprattutto il turista che ha voglia di sporcarsi le mani e quindi anche un percorso esperienziale diretto, che vuole diventare un po' protagonista della propria vacanza. E poi, non secondario, anche far comprendere l'importanza di conoscere se stessi, perché tante volte quello che abbiamo potuto sperimentare è che l'abitante dell'entroterra non è consapevole del valore dei piccoli scrigni di cui è depositario, ma spesso inconsapevole. Quindi questi due aspetti entrano in comunicazione per rendere più attrattivo il territorio e promuoverne l'esplorazione, anche in presa diretta, anche manualmente. Questo, diciamo, è fondamentalmente il senso di questa operazione. Stiamo vedendo un artigiano all'opera per realizzare i tipici testi che poi sono, diciamo così, i contenitori dove vengono fatti i testaglioni. Esatto, sono, diciamo, una tradizione della Val Graveglia. Questa terra che è terra refrattaria con circa un 10-20% di sabbia silicia che viene frantumata e mischiata, viene presa dalla zona di Scioli, che è una frazione del comune di Ne. E questa è la tecnica tradizionale per fare i testaglieux. Cosa erano i testaglieux? Sono dei contenitori in terra refrattaria che venivano arroventati sulla brace e poi veniva versato al loro interno una mestolata di acqua, farina, un po' d'olio e sale, e poi venivano appilati uno sull'altro, cioè una mestolata, e venivano fatte un'altra mestolata e così via, sempre tutti i testi arroventati, e diciamo per inerzia termica cuoceva il contenuto. Dopo circa 5 minuti si toglievano e venivano fuori queste sorte di focaccette che in Val Graveglia sono particolari perché rimangono più croccanti all'esterno e morbide all'interno, e poi venivano condite tradizionalmente con olio e formaggio. Poi, diciamo,
più recentemente con il pesto o sugo e via dicendo. Allora, lei sta lavorando questa terra refrattaria, quello che ha fatto è diciamo così, un testo più grande però rispetto a quelli che vediamo. Questi che vedete sono fatti con una pressa, una tecnica un po' più moderna. La tecnica che invece sto facendo vedere io è la tecnica tradizionale, quella fatta con i cerchi. Sostanzialmente si prende una palla di terra refrattaria, la si spiana di spessore omogeneo e non lasciando inclusioni d'aria all'interno, la si adagia sopra, deve debordare, la si adagia sopra a questo cerchio più grande, dopodiché si mette, diciamo, il cerchio più piccolo all'interno e si raccoglie il bordo e si crea la parte, diciamo, in rilievo. Lei lo fa di mestiere o di passione? No, sono della Val Graveglia e ho visto fare un po' di volte questi testi, perciò stiamo cercando di mandare avanti la tradizione per la creazione di questi testetti, se no si perde, negli anni poi si perde. Quando nel 1959 nacque l'UCSI, il clima era quello che avrebbe dato vita al Concilio Vaticano II, una delle finalità che era stata indicata per questa associazione che stava nascendo era accrescere nell'opinione pubblica la stima per il giornalismo come strumento di verità, di giustizia, di fraternità. Queste tre dimensioni, semplici, verità, giustizia, fraternità, rappresentano anche per noi oggi, dopo 60 anni, quell'intuizione originaria che continua ad ispirarci, anche se chiede di essere declinata in maniera nuova, in contesti profondamente mutati. Come singoli e come gruppi ci sentiamo chiamati a essere una presenza di sale, di lievito, di luce, lì dove siamo, sforzandoci di affinare lo sguardo, la penna e la parola per cogliere quei possibili germi di speranza che pure in un mondo che sembra impazzito non mancano, ci sono, basta vederli, basta coglierli, basta dare loro un'espressione, una visibilità. È quello che cerchiamo di fare col nostro lavoro. 60 anni di storia, che cosa rappresenta per i giornalisti cattolici? 60 anni di storia significa avere alle spalle una tradizione, però significa anche dover cogliere un testimone che chiede ai giornalisti dell'UCSI di declinare nelle nuove forme che la vita di oggi e la professione di oggi richiede, quelle intuizioni originarie che diedero vita a questa associazione 60 anni fa. Parlare oggi di fraternità, di giornalismo di pace, di testimonianza anche di credenti, voglio dire, rispetto a un mondo che sembra impazzito per tutto quello che ci capita ogni giorno di raccontare, significa trovare quei germi di buone notizie che dovunque si possono trovare, a patto però di saperle vedere e saperle raccontare. Oggi è più difficile fare il giornalista seguendo questi principi? Io non so se è più difficile o più facile, so che il mondo oggi ha un'accelerazione che non era conosciuta anche soltanto 2 o 3 decenni fa, basta ricordare 6 decenni fa, basta andare a 2 o 3, e so che anche la nostra professione ci porta spesso a correre, ad accelerare il ritmo. Ogni tanto fa bene invece fermarsi e pensare che cosa c'è da salvaguardare. Mi vengono in mente versi di un poeta, sono uno che si ferma, che rammenta certe cose da salvare, uno scoglio che increspa la corrente che va contenta solo dell'andare. Forse ogni tanto ci fa bene fermarci e riflettere, è quello che anche l'UCSI ci consente di fare intorno alla nostra professione. Il Papa ci richiamava ad essere la voce della coscienza, saper distinguere il bene dal male.
Come si riesce a fare questo? È una grande sfida perché oggi le cose si mescolano, il Papa in un passaggio a braccio lo ha detto, si mescolano le cose, quindi bisogna sapere distinguere. Si fa secondo me se si ha una coscienza retta, salda, se non si smette di porsi delle domande. Noi come giornalisti poniamo domande, ma forse dobbiamo porre a volte anche delle domande a noi stessi. In che contesto facciamo informazione, per quale finalità, per quale scopo? Con il nostro racconto noi in qualche modo diamo forma a una realtà, perché della realtà scegliamo che cosa raccontare e che cosa mantenere in ombra. A volte dovremmo cercare, secondo me, di dare più luce al bene che non al male, perché il meccanismo delle notizie prevede che fa notizia tutto ciò che è negativo. Invece è una grande sfida oggi saper cogliere quegli elementi di bene, di positività, di esempi virtuosi che possono consentire anche di trasformare questa realtà che abbiamo davanti. Essere giornalisti cattolici è un valore aggiunto? Secondo me sì, in quel di più di coscienza, di umanità e anche di ricerca di senso che a questo mondo che, ripeto, sembra impazzito, sembra che a volte un senso non ci sia. Noi dobbiamo cercare un senso anche nel nostro racconto, nello gerarchizzare le notizie, per esempio. Il Papa in un altro passaggio invitava a rovesciare la gerarchia delle notizie, è un elemento interessante questo. Siamo proprio sicuri che il nostro pubblico vuole per esempio dei notiziari che quotidianamente iniziano o con la più brutta delle cronache nere oppure con la politica sempre e comunque? Non è detto che sia così. Non abbiate paura di rovesciare l'ordine delle notizie per dar voce a chi non le ha, di raccontare le buone notizie che generano amicizia sociale, non di raccontare favole, no, ma buone notizie reali, di costruire comunità di pensiero e di vita capaci di leggere i segni dei tempi. Vi ringrazio perché già vi sforzate di lavorare per questo anche con documenti come il Laudato Si, che non è un'enciclica ecologica, ma sociale, e promuove un nuovo modello di sviluppo umano integrale. Voi cooperate a farlo diventare cultura condivisa, grazie, in alternativa a sistemi nei quali si è costretti a ridurre tutto a consumo. Associazioni come la vostra, per continuare a portare frutto, devono saper riconoscere con umiltà e portare i rami secchi che si sono seccati proprio perché con il tempo hanno perso il contatto con le radici. Oggi voi operate in un contesto storico e culturale radicalmente diverso da quello in cui siete nati. E nel frattempo si sono sviluppate anche modalità di gestione associativa più snelle e più centrate sulla missione. Vi incoraggio a percorrere senza timore e a riformarvi dall'interno per offrire una migliore testimonianza. Il vostro cammino è storicamente legato a quello della Chiesa in Italia e vi accompagnano alcuni padri scrittori della civiltà cattolica iscritti all'associazione. Possiate continuare a cantare su questi importanti riferimenti. L'incontro con il Papa nel 60° di fondazione del Lux è sempre un richiamo ad andare alle origini. Oggi è un bel momento di incontro e anche tanti spunti che ci portiamo a casa da questo incontro. Oggi siamo qui con tutte le regioni d'Italia, il Papa ci ha ricordato di essere voce della coscienza che distingue il bene dal male, le scelte umane da quelle disumane. E questo è il nostro compito all'interno della società. Noi siamo un po' come il lievito nel giornalismo, non siamo tantissimi, siamo circa 2000, però il nostro compito è quello di fare formazione attraverso la rivista che abbiamo, un sito che è www.uxi.it e la scuola per far crescere anche i ragazzi che possano imitarvi e portare avanti un giornalismo umano e buono. Come si riesce a raggiungere questo obiettivo in un mondo che, come richiamava il Papa, anche spesso ci propina notizie non vere o comunque realtà parziali? Fare delle scelte. Il Papa ha ricordato che lui dice sempre che la vita di una persona che muore o che non sta bene o che è debole vale molto di più dei 2 punti in borsa di cui si aprono i giornali e i telegiornali, e quindi noi dobbiamo puntare più sulla prima notizia che non sulla seconda. Qual è il ruolo del consulente ecclesiastico all'interno dell'UXI? Beh, guardi, accompagnare spiritualmente, anche arricchirmi del vostro lavoro e di crescere con voi. Essere un inviato appartenente ad un'unità come quella dell'UXI, quindi un giornalista cattolico inviato per il mondo, che cosa rappresenta?
rappresenta essere prossimità, rappresenta stare lì ad ascoltare e a guardare le persone che hanno da dire qualcosa, o magari stare semplicemente lì, anche se non ha nulla a dire, perché già l'essere presente significa molto per il nostro mestiere. Io dico sempre che il nostro mestiere deve conoscere sempre di più l'odore della polvere, più che l'odore del computer sulla scrivania. Raccontare la verità, quanto è facile o quanto è difficile? Quello che può fare un giornalista è interpretare, è un po' come lo storico, e in questo lavoro di interpretazione, di elaborazione si cerca di avvicinarsi il più possibile alla verità. Questo è il lavoro ed è uno sforzo dinamico che deve fare quotidianamente il giornalista, sempre proteso alla ricerca della verità ed andarci il più vicino possibile. Il Papa ha fatto diversi richiami, qual è quello che è rimasto più impresso delle tante sollecitazioni che sono arrivate da Papa Francesco? Secondo me la sollecitazione maggiore è stata quella di Papa Francesco. Oggi ci ha detto che dobbiamo avere la responsabilità di essere dei giornalisti credenti che sappiano usare le parole per un esercizio artigianale dell'informazione sempre verso la pace. Saper usare le parole come ponti e non come dei pugnali o come dei sassi. Essere dei giornalisti di pace, come ha detto la nostra Presidente Vania De Luca. E questa è la nostra grande responsabilità, l'uso delle parole, il rispetto della persona senza mai violare la dignità di qualsiasi persona. Non è facile, ma è il nostro lavoro e noi abbiamo la responsabilità di doverlo fare, di dover perseguire questo obiettivo. Oggi festeggiamo 60 anni di UXI, però insomma in qualche modo è sempre una ripartenza ogni volta, in ogni contesto e anche nel contesto sociale che stiamo vivendo attualmente. L'UXI ha celebrato i suoi 60 anni a maggio, noi ci siamo detti speriamo che abbia altri 60 anni, certo io tra 60 anni non ci sarò, sicuramente non ci sarò. Qualcun altro ha detto ma perché limitare la provvidenza? Non per i prossimi 60 anni, per il futuro, senza limiti. Perché questo? Perché quando è nata l'UXI nel 1959 è nata su 3 parole: verità, fraternità e giustizia. E sembra che queste parole siano state scritte oggi, sembra che non sia passato tanto tempo, quindi sono parole che attraversano il tempo e non lo confinano in un'epoca storica. Questo è stato un po' il merito dell'UXI e spero che lo sia ancora, ma abbiamo la grossa responsabilità di farle rivivere quotidianamente in ogni territorio regionale, dalla Liguria alla Sicilia, dalla Sardegna al Friuli Venezia Giulia. Se dovessi spiegare in poche parole che cos'è l'UXI, che cosa diremmo? Un'associazione che cerca di condividere e far condividere esperienze giornalistiche a tante persone, a tanti professionisti, soprattutto giovani secondo me, e questo può portare, condividendo le esperienze problematiche ma anche prospettive, ad avere una visione d'insieme e a cercare anche insieme di trovare una soluzione ai tanti problemi che ci sono oggi nel giornalismo. Indubbiamente il più grave eticamente è quello delle fake news, è quello della realtà e della verità non detta, ma ci sono anche problemi legati alla professione in sé, che sono quelli del precariato, delle difficoltà di avere un lavoro duraturo. Quindi questa rete dell'UXI nazionale, basata su un fondamento etico che è l'ispirazione naturalmente cristiana, certamente può essere una grande forza soprattutto per i giovani. Secondo me ancora oggi, 60 anni, ma è ancora attuale. 60 anni di storia, però c'è un'attività, una mission che si rinnova anche di fronte alle nuove sfide che sono rappresentate anche dai social, da tutti i nuovi mezzi di comunicazione. Non demonizzare né esaltare le nuove tecnologie e i nuovi media. Secondo me l'importante è affrontarli, capirli, farli capire. È una missione anche del giornalista cattolico, del giornalista cristiano, cercare di educare un po' le comunità. Una volta si faceva con la televisione, no? Che state utilizzando adesso. Io stesso lavoro in una TV regionale in Toscana. Ora bisogna farlo anche con i social, perché sui social uno vale uno davvero e sui social passa di tutto. Quindi bisogna educare l'opinione pubblica a discernere, a fare discernimento. Secondo me l'obiettivo vero è questo. Penso che l'UXI abbia un futuro se saprà fare questo. Io ci credo, per questo mi impegno, per questa ragione. Il
Papa ci richiamava anche al fatto di dover ogni tanto scardinare un po' le nostre scalette e al tempo stesso di essere la voce della coscienza. Come si riesce a fare tutto questo? Quando ho iniziato a fare giornalista in questa televisione dove lavoro, nel 1992, c'era una certa gerarchia delle notizie, la cronaca nera, la cronaca bianca, la politica, vabbè, si poteva assimilare alla bianca, un po' di spettacolo, lo sport. Poi è tutto cambiato, però è cambiato con un impazzimento generale. Adesso che è una situazione molto fluida, definiamola così, si può forse prendere le parole del Papa e provare ad applicarle per cambiare la gerarchia del nostro telegiornale, del vostro telegiornale, cercare un po' la notizia più importante. A me ha sempre colpito quello che ci disse in un corso di formazione, perché l'UXI tra le sue priorità è quello di fare formazione, soprattutto per i giovani, non solo per loro. Il telegiornale deve essere un'architettura, deve prevedere connessioni più che sequenze di notizie e quindi magari riuscire a creare un telegiornale fatto di sane connessioni è l'obiettivo che personalmente e professionalmente mi pongo. Un momento di condivisione con l'UXI nazionale che ha compiuto 60 anni. Per l'UXI Liguria un cammino in ripartenza che come sta andando? Ma sicuramente la giornata di oggi è un grande slancio per il proseguimento delle attività dell'UXI Liguria, che ha iniziato a ripartire con un po' di fatica, però speriamo di poter andare avanti. Sicuramente abbiamo lavorato sugli eventi anche di formazione, perché poi è uno degli obiettivi dell'associazione, quindi creare dei momenti di incontro che siano di formazione per i giornalisti cattolici, e quindi vorremmo continuare, ecco, su questa strada. E il Papa oggi ci ha rivolto delle parole bellissime, questo c'è di grande slancio per il futuro. Di certo condividere con altri giornalisti che hanno in qualche modo la stessa missione rafforza anche nel proprio quotidiano, nella propria attività. Assolutamente sì, i momenti di incontro sono sempre fondamentali, ci si vede tra regioni diverse, situazioni diverse, più o meno positive ma anche quelle negative, quindi ci si aiuta e ci si sostiene, perché fare giornalismo oggi non è facile, ci sono tante difficoltà, però comunque resta una grande sfida anche molto positiva. Dopo l'incontro con il Papa c'è stato un momento di incontro proprio con i presidenti nazionali, che cosa è emerso? Ma c'è stato sicuramente un grande senso di gratitudine per la giornata, per la mattinata, quindi per l'udienza, quindi tutti hanno ringraziato anche per l'associazione per questa giornata, il fatto che comunque l'udienza non ci fosse dai tempi di Giovanni Paolo II, quindi sono passati quasi 20 anni dall'ultima udienza per l'UXI, quindi questo fa anche ben sperare l'associazione, anche il ruolo che ha all'interno della Chiesa. E poi si è cominciato a parlare anche dell'assemblea del prossimo anno, l'assemblea elettiva che si svolge ogni 4 anni, e quindi si sono fatte le prime ipotesi su dove farla, quando farla, e quindi poi c'è stata una discussione su questo. Quindi anche tra un anno, insomma, ci sarà di nuovo del movimento anche all'interno dell'UXI regionale? Sì, ci saranno dei cambiamenti appunto al vertice, quindi una nuova presidente, o comunque ci saranno appunto delle votazioni, e poi sicuramente sarà nuovamente un momento di incontro. È stato bello vedere come ci si incontra anche dalle varie parti d'Italia e si mettono in evidenza un po' anche le caratteristiche positive e negative dei vari territori, quindi pensare di farlo al nord perché, al sud perché, quali sono le potenzialità, e quindi insomma è stata una bella occasione.